Allora, questo è il manifesto, guarda qua, va, bello, eh? Bello, questo sono io, giovane, Tony, questo sono io adesso. Questo uscirà al cinema il 20 novembre in tutti i cinema italiani, tutti, no uno sì, uno no, tutti i cinema, vai! È stato difficile, nel senso che è stato difficile trovare la strada giusta dal punto di vista cinematografico per poter raccontare questa storia. Dal punto di vista di figlio è stato interessante, è stato appassionante e dal punto di vista del regista direi che è stato il pretesto per poter fare il tipo di documentario che mi piace fare, ecco. I 18 giorni sono mancati anche a me è mancato in quei 18 giorni, sapere di essere diventato padre e non conoscere mio figlio, cioè me lo immaginavo tutte le mattine, no? E poi avere il privilegio di lavorare con un figlio, perché non è da tutti, è stato veramente molto bello, affascinante. E poi tu ti apri di più con un figlio, per cui lui ha avuto molto più materiale forse che avrebbe avuto un altro, perché oltre i 18 giorni stiamo assieme sempre, quindi ci sono delle cose che lui sa meglio di altri. Beh, c'è il momento che siamo alla villa a Napoli, insomma insomma, la scena in cui c'è un dialogo che riguarda poi no, il perché siamo andati via da Napoli. Beh, lì è avvenuto tutto automaticamente. In realtà non era neanche prevista quella scena, eravamo lì e è successo tutto in modo naturale. Per cui mi ha spiazzato perché molte cose le ho scoperte lì. Insomma, il motivo per cui siamo andati via da Napoli, sapevo, chiaramente sapevo, ma non ne avevamo mai parlato, ecco. Per cui quel momento lì mi ha spiazzato, felicemente spiazzato, perché poi è stato il pretesto per poter parlare di me, di come andando a Roma la mia vita è cambiata probabilmente in modo positivo. A me mi ha commosso il film è pieno di verità, è pieno di belle cose, poi eh, quando rivedi la tua storia ti accorgi pure che hai fatto qualcosa di importante, perché tu non ci pensi tutti i giorni, no? Rivederla in un cinema, su uno schermo e vedere delle verità, toccarle delle verità, mi ha riempito il cuore, l'anima. Beh, e sono anche fiero di me, devo dire.